dove il legno ancora vive, a Castelgomberto, dove incontriamo l'azienda FBE Wood Living, specializzata in case in legno. La nostra azienda nasce nel 1980. Papà ha deciso di costruire strutture in legno e poi noi ragazzi lo abbiamo seguito. Parte nell'80 facendo scuderie per cavalli, poi però l'evoluzione è stata verso strutture più complesse con il sistema blockhouse, che è il sistema di incastro. Stiamo attualmente ancora costruendo parecchie strutture in blockhouse, ristoranti, case, abitazioni. Dal 10 anni fa ci siamo evoluti facendo strutture, comprando un impianto, l'unico impianto che c'è in Italia di sistema MHM. MHM è questa che vedete, è una parete massiva senza colle, proprio perché noi, venendo dal sistema blockhouse, volevamo avere soprattutto il legno come materia. La parete poi viene finita con cappotti in materiali naturali come la fibra di legno, il sughero oppure la calcecanapa, proprio perché la parete diventi massiva, traspirante. Ovviamente queste pareti hanno la capacità di essere assolutamente in grado di soddisfare quello che sono le volontà attuali del mercato delle costruzioni in legno, per cui sismicità, capacità, grande risparmio energetico. Qui abbiamo soprattutto il concetto massa che è fondamentale nelle costruzioni in legno. Contrariamente a quanto si possa pensare, parlare di legno nelle costruzioni è parlare di alta tecnologia d'avanguardia. Il legno è altamente tecnologico. Voi dovete pensare che la muratura vive ancora della situazione intanto del tempo, se piove non si lavora in cantiere, non si può gettare il cemento, si costruisce ancora con un mattone uno sopra l'altro manualmente. Il legno invece è completamente prefabbricabile, lavoriamo con progettazioni altamente tecnologiche, una progettazione e una costruzione di altissima precisione e qualità. Questo porta il fatto anche che con il legno si fa la famosa casa prefabbricata, che vuol dire fatta in azienda, e sul posto si riducono assolutamente i tempi di costruzione. Una casa in legno, classica casa a 2 piani di 150 metri quadri, viene costruita finita chiavi in mano dai 4 ai 6 mesi. La casa in muratura minimo ne impiega 1 anno e mezzo. Parametriamo i costi con le costruzioni classiche in muratura. Attualmente ormai siamo arrivati ad avere dei costi abbastanza simili alla muratura, tenendo conto però che sul legno abbiamo una qualità assolutamente superiore. I vostri prodotti. Allora, partiamo intanto dal sistema blockhouse o blockbau, questo poi dipende se viene utilizzato il tedesco o l'inglese. Questo è il sistema tradizionale, noi qui non abbiamo brevetti speciali, però per esempio qui vi faccio vedere il sistema della doppia parete, che è solo nostra, e poi anche dell'ingegnerizzazione che ha una parete del genere, perché per esempio qui vedete, qui vado ad incastrare una tavola per farvi vedere il sistema di incastro. Qui vedete abbiamo la foratura per gli impianti, per il sistema di impianti, e questo lo si può fare solo con macchine ad altissima tecnologia e con una progettazione molto precisa. Qui invece vi parlo di questo nuovo sistema new entry dell'ultimo anno, fortunatamente con il progetto Corwood coordinato dal Consorzio Legno Veneto e un finanziamento della Regione Veneto, siamo riusciti a certificare e a comprare l'impianto di questo solaio o parete che si chiama PHE. PHE vuol dire è un profilo, è un pannello in pratica fatto tutto di tavole senza colle con un piolo in faggio. Qui si possono fare solai, tetti, pareti, strutture di grande luce, è un sistema molto sostenibile e molto high tech, molto moderno. Perché dunque una casa in legno? Perché costruire con il legno vuol dire poter abitare un ambiente sano, un ambiente che ci fa bene, un ambiente che ci porta a equilibrio.